Cominciato a occuparmi di vetro muranese, vetro artistico muranese, soffiato murano negli anni '80, spinta e portata da mia madre veneziana. E- Ed è stato subito un amore a prima vista. Chi entra in fornace e trascorre un po' di tempo con i maestri, con i serventi, con il fuoco, con i forni, con le tempere, con questo materiale fluido che diventa subito rigido, che si rompe, con degli strumenti che sono esattamente gli stessi di un lontanissimo medioevo, non riesce più a- a- a distaccarsi, non riesce più a non sognare di tornare a Murano il più possibile. E quindi sono stata in fornace a seguire un maestro vetraio nell'aiutarlo nella produzione, nell'organizzazione del fornace, nella distribuzione, nella commercializzazione per tanti anni ed è lui che mi ha insegnato tutto. Siamo negli anni '80, il maestro Orlando Zennaro, detto Sergio. È lui che mi ha insegnato, mi ha fatto guardare, vedere, mi ha raccontato, mi ha spiegato tutte le tecniche del vetro soffiato muranese, ma in quegli anni, essendo donna, non- la canna non era dato di poterla prendere in mano. Era un lavoro, non veniva considerato, è un lavoro molto pesante, molto faticoso, si è davanti a un forno a 800 gradi per 8 ore al giorno e quindi, come dire, le donne erano preservate da questa fatica e quindi non mi sono mai impegnata fisicamente. Ho imparato le tecniche, ho visto, ho guardato e ho capito che il- tanta maestria non poteva più essere usata per una produzione legata all'illuminazione, alla tavola o non solo, ma che poteva essere dedicata al mondo dell'arte. Per cui finita l'esperienza in Fornace ho aperto una mia galleria e siamo nel 1990. Quasi subito ho conosciuto una collezionista italiana, Serena, eh, che mh, si è appassionata via via a tutti gli artisti che io prendevo in galleria, che io esponevo, con cui io decidevo di cominciare un lungo viaggio insieme, perché la gallerista i galleristi sono delle persone che lavorano da una parte con gli artisti e dall'altra con i collezionisti e e non sono mai dei lavori puntuali, non sono mai degli acquisti o delle vendite occasionali, diventano dei rapporti lunghissimi eh, che durano decenni e sono percorsi di vita insieme. Serena collezionava eh, tantissime cose, arte visiva, molto Novecento italiano, eh, di prima della guerra, di dopo la guerra, ma anche molte arti applicate. E collezionava vetri della prima metà del Novecento di Murano e ci siamo subito trovate perché, come me, non trovava la necessità di distinguere un quadro da un oggetto nel momento in cui a progettarlo, a pensarlo, a realizzarlo fosse un artista, nel momento in cui avesse una valenza creativa importante. E questa è una cosa che ci ha unito e, e che ci unisce tuttora.
Tutto questo racconto è per arrivare alla mostra che si chiama Giochi di sponda, giochi di sponda tra Serena e me, Caterina. Ehm, perché io ho presentato a lei degli artisti che lavoravano a Murano inizialmente e poi che lavoravano nel mondo con il vetro e lei si è appassionata a questo, si è appassionata all'idea di acquistare opere di artisti viventi, opere non solo realizzate a Murano e quindi mi ha seguita e aiutata. Senza il suo aiuto io non avrei potuto approcciare artisti che erano già importanti all'estero o in America, in Canada, in Australia e in tutta Europa e che nessuno aveva ancora portato in Italia e fatto conoscere qui in Italia. Da questa è nata una collezione di Serena di eh, più di 150 opere che abbiamo eh, pubblicato in un bel catalogo in occasione di questa mostra, eh, aiutati da un eccellente fotografo, Roberto Marossi, che si è impegnato in questa avventura di fotografare vetro, cosa molto difficile, molto complicata, e vetri diversissimi, quindi vetri lavorati a casting, vetri soffiati naturalmente, vetro industriale assemblato, eh, vetro unito al ferro, al tessile, eh, vetro a lume, eccetera. E lui ha accettato questa avventura, ci è voluto un anno per fotografare tutti i pezzi e poi abbiamo costruito questo catalogo insieme al grafico Leonardo Sonnoli e insieme alla casa editrice Marsilio. Eh, il catalogo naturalmente è stato pubblicato in occasione della mostra. Sulla mostra faccio un preambolo, la dobbiamo all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti che ci ha messo a disposizione uno dei luoghi più belli della città e la bellezza intrinseca del vetro necessita un luogo altrettanto ehm, sognante quale è quello dell'Istituto Veneto. Eh, la mostra si svolge, parte dall'atrio con il Pantheon Veneto e poi nelle 7 sale principali del piano nobile di Palazzo Loredano. Piano nobile che contiene la libreria dell'Istituto Veneto. Abbiamo diviso i vetri di questa collezione in 4 sezioni, eh, quindi che sono la Boemia, che rappresenta il vetro e gli artisti che usano il vetro, se vogliamo in una breve sentenza, il Murano, quindi gli artisti e i maestri vetrai, il rapporto tra l'artista e il maestro vetraio, cioè l'opera fatta a 4 mani, l'Europa, che è stato una fucina di tanti centri di ricerca e di sperimentazione, ricordo il Sirva a Marsiglia, ricordo il Dipartimento Vetro della Stedelijk Academy ad Amsterdam, eccetera. E poi gli Stati Uniti, dove negli anni 70 nasce il- l'International Studio Glass Movement, un movimento artistico vero e proprio.
con le sue gallerie, con le sue riviste, con i suoi musei, eccetera. E ricordo per questo soprattutto il Corning Museum, che è il museo più importante al mondo dedicato al vetro dall'antichità ad oggi. Quindi la mostra si divide per sale, comincia con vetri degli anni 70 e prosegue fino ad oggi. In particolare, diciamo, dagli anni 90, quando nasce questa amicizia tra me e Serena, fino alla prima decade degli anni 2000. E è significativa perché presenta un nuovo, l'inizio di una nuova epoca per il vetro artistico. Quando gli artisti cominciano ad appassionarsi a questo medio, lo scoprono e naturalmente hanno bisogno di andare a conoscere i maestri vetrai che lo sanno fare qualcuno di loro impara dai maestri vetrai e poi torna soprattutto a Murano e poi torna nei suoi luoghi d'origine e apre degli studi che sono vere e proprie fornaci. Altri invece preferiscono rimanere concentrati sull'aspetto teorico e sul pensiero dell'opera che vogliono fare, e arrivando solo fino al disegno e poi trasferendo i loro desiderata al maestro vetraio che deve trovare il modo di fare nascere queste opere d'arte e quindi diventano opere costituite a quattro mani. Tutto questo nasce timidamente, appunto, a partire dagli anni 70, diventa molto forte negli anni 90 e porterà poi in questo 2000 dove siamo a una diffusione, una grande diffusione di artisti che sempre più vogliono cimentarsi con questo media. E quindi diciamo è un grande allargamento, non è più il vetro usato per dei straordinari bicchieri che restano comunque straordinari. A Murano si soffiano degli oggetti per la tavola inimitabili, ma diventa una cosa legata alla cultura del nostro tempo e che produce delle situazioni che possono essere sculture, possono essere oggetti, ma sono anche performance, sono installazioni, sono video, produzioni, sono fotografia e quant'altro. Il vetro entra nel mondo dell'arte contemporanea. Questa mostra presenta l'avvio di questa nuova situazione artistica.